dopo ben mezz'ora di preparazione, ecco il risultato. E questo cappello che non riesce a starmi bene, ma va bene. E niente, ci stavamo quasi pisciando sotto dalle risate. Che proprio, cioè voi non potete capire come sto io, che, cioè macchinetta e cose non potete capire. E questo però è il panorama. Momento, vedete dietro che si vede la miniera. Oddio, tremo pure te. Ecco Sara. E niente, un saluto da Chiona. Siamo qui in attesa del treno 15:27 a Visco. Questo è tutto ciò che si vede. Un cristiano. Il sole, vedete, sempre più giù. Passa dove sono passata io. Boom. Passa dove sono passata io. Oddio. Qui dove ci siamo affondati ieri. Oddio. Vai. Cazzo. Allora, noi no? Facciamo così, no? Vedete? Lì c'è scritto il cartello con l'hotel. E dietro agli alberi ci sono delle scialettine, no? Noi dobbiamo andare su oltre le scialettine. Capito? Adesso vi porto un pochino con me. Poco, No, fondo. Mi verrebbe voglia di tirare a testa palla. Ecco qua. Allora, tanto per renderci conto di dove siamo. Sto bagnando tutti i capelli. Perché nevica un pochino. Allora, noi Abbiamo fatto già una abbiamo fatto già la scorciatoia. Adesso guardiamo che non passa nessuno e attraversiamo e andiamo su per di qui, che sembra facile ma non è proprio molto facile. No, zitta che mi piscio sotto. Ecco.
Ok. Fermati, Aspetta, dai che qui sta ripiglio. No, che io prima già sono cascata. Dammi la mano che ti aiuto. Oddio. Oddio, 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 oddio. Ok, guardiamo che non passa nessuno. Ecco, e risaliamo. No, ma questa non l'abbiamo fatta. Come l'abbiamo fatta? Qua abbiamo fatto. Se vogliamo far ridere possiamo passare qui. No, e non gliene famo, lei. Vai tu che almeno... No, e che se cazzo, affondi c'ho almeno... pure... No, guarda questo come passa bene, sicuramente passerà qua. No, no, infatti di qua, sì, sì, sì. Ah no, qui, sì, ecco. Hotel. Sì, 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 grazie. E non ci ha detto che di qua. Perché ovviamente quella si affonda, no? Invece qui si passa bene. Qua è dove siamo noi, c'è la nostra stanza dentro, ce ne sono di più e... Questa è la finestra. Ah ecco, scusa, questa è la finestra. Ok. Lì ci sono le motoslitte. Ecco in fondo la reception. Questa è la prima scultura di ghiaccio, mi sembra un pingvino. Altra scuola. E poi andando avanti, questo è il parcheggio, quindi ci si può venire tranquillamente con una macchina propria, cioè questo posto vale assolutissimamente la pena, vale la pena. Vedete gli alberi anche con le lucine. Questo qui è lo shop dove entreremo e noi eccoci e attraversiamo questo arco, vedete, con questo sfondo dietro, guardate lì,